Appassionati di futsal, buon pomeriggio ad Antonio Iozzo e benvenuti al Pala di Fiore per Lido di Ostia Rieti, match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre che hanno cambiato tecnico nel corso di questa stagione, ma che adesso sembrano avere le idee molto chiare. Il Lido vuole dare continuità agli ottimi pareggi con Pesaro e CMB. Il Rieti punta a chiudere tra le prime 4 il girone di andata per presentarsi da testa di serie alla Final 8 di Coppa Italia. Il saluto tra le due squadre in mezzo al campo, noi ne approfittiamo per conoscere i quintetti di partenza. Lido di Ostia con Di Ponto tra i pali, in mezzo al campo Gattarelli, Motta, Rocia e Lutta. A disposizione di Maurizio Grassi anche Cerulli, Esposito, Adamo, Giampaolo, Cutruppi, Renghifo, Scalambretti e Cammisa. Risponde il Rieti con Tondi tra i pali. In mezzo al campo Jelovcic, Rafael, De Luca e Fortino. A disposizione di Carlo Cundari anche Romano, Geffe, Guadagnoli, Bucci, Avironi, De Michelis. Il nuovo acquisto Titon, Relandini e Tornatore. Assenze da una parte e dall'altra. Lido che deve rinunciare al capitano Federico Barra squalificato. Va peggio al Rieti, ben 4 assenze per Carlo Cundari, 2 per squalifica, si tratta di Ramon e Rafinha, 1 per infortunio, si tratta di Moura e infine Wanko, il nuovo arrivato, talento dalla Spagna, che però non ha ancora ottenuto il transfer e quindi oggi non potrà debuttare, cosa che invece farà quasi sicuramente Titon, che però non parte nel quintetto iniziale. Completo nero per il Rieti, che batterà il primo pallone di questo match. Classico completo blu invece per il Lido di Ostia. Si avvicina il fischio d'inizio di questo match. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio. Il Lido sul campo del signor Prestito 4-4, il Rieti sul campo del Sandro Abate 2-2. Ultimi dettagli da sistemare sulla panchina del Rieti. Adesso è tutto pronto, il fischietto è già in bocca, si comincia. Primo possesso per il Real Rieti che imposta da dietro, pallone sulla destra verso De Luca. Jelovcic verso Fortino, capocannoniere della Serie A con 15 gol realizzati. Manovra la squadra di Cundari con De Luca che trova Fortino, spalla alla porta. Poi De Luca ancora, Rafael, Fortino fa girare palla la squadra ospite che va a sinistra da Rafael, 1 contro 1 con Motta, sfida tra numeri 11, poi Jelovcic, Rafael con il destro, era arrivato sul secondo palo Fortino, pallone troppo alto, buona la circolazione di palla del Rieti. Adesso è Lido a toccare il primo pallone del match e impostare da dietro. Gattarelli esce alla grande, pallone per Motta. Rocia in avanti, Gattarelli. La risposta del Lido, grande azione. Inserimento straordinario di Gattarelli che nel ruolo di ultimo sta facendo davvero grandi cose. Adesso prova Fortino, spalla alla porta, deve girarsi il capitano del Rieti che va da Rafael, litiga con il pallone, lo perde, allora Motta con qualità come sempre, rischia qualcosa, poi Rocia, gran palla, Gattarelli, Tondi lo mura e salva Rieti, ancora Gattarelli, sempre lui, seconda chance per il numero 4. Chiedeva l'angolo Maurizio Grassi, non è stato accontentato, quarta panchina per lui. 2 pareggi e una sconfitta all'esordio sul campo del Camedosson. Intanto il calcio di punizione per il Rieti, messo giù De Luca che protesta, voleva qualcosina di più, magari un cartellino giallo, dovrà accontentarsi del calcio di punizione. Primo fallo del match, lo ha commesso il Lido, punizione interessante per i ragazzi di Carlo Cundari.
che mandano in campo Avironi per questa punizione. 9 gol per il giocatore arrivato in prestito da El Pozo Murcia, sta incantando qui in Italia nonostante la giovane età, è un classe 2001. Eccolo Avironi, è uno schema ancora Avironi, di Ponto con il piede in calcio d'angolo. Conclusione non pulita quella del numero 10 del Rieti, che però ha messo in difficoltà Edoardo Di Ponto. Calcio d'angolo per la squadra ospite, 0-0 qui al Pala di Fiore, attacca il Rieti, tocca Rocia, prova a uscire Gattarelli anticipato, attenzione alla conclusione, Lutta, Mura, poi Gattarelli si prende il fallo laterale giocando di sponda con Rafael. Possesso Lido di Ostia dopo 1 minuto e 36 secondi del primo tempo. Gattarelli, Rocia, Lutta, lancio lungo, non può arrivare Gattarelli che in questa fase sta giocando come laterale spesso e volentieri, a ricoprire il ruolo di ultimo a volte è stato Lutta in questo match, anche se adesso cambiano le posizioni di nuovo in campo. Giocatori molto duttili quelli del Lido di Ostia, che adesso provano ad alzare il baricentro. Recuperato il pallone con Lutta, Lutta centralmente, Rocia, calcio d'angolo Lido, ha rischiato il Rieti, non rinuncia ad attaccare la squadra di casa, che con Maurizio Grassi sembra già aver trovato i giusti meccanismi. Attenzione a Motta che svirgola con il suo mancino, poteva fare sicuramente di più l'ex Maritime, giocatore giovanissimo ma dotato di una tecnica sopraffina. 9 gol in campionato per lui, il miglior realizzatore del Lido. Eccolo Motta che si prende il pallone, lo perde, rischia tantissimo. Attenzione a De Luca, Lutta, lo mura in fallo laterale, salvando il Lido, scoperto nella circostanza. Aveva già attaccato l'area di rigore Robocop Fortino. 15 gol, capocannoniere di questa Serie A. Attenzione al Rieti, eccolo Fortino, a sinistra De Luca, controlla male, Lutta tocca il pallone ma non può ripartire. Allora Fortino con la fascia al braccio, Jelovcic, Rafael, Jelovcic centralmente in posizione di ultimo, va a sfidare Gattarelli che lo ipnotizza e mette il pallone in fallo laterale. Altra grande chiusura di Daniele Gattarelli. Rimessa laterale per il Rieti, andrà Rafael, servito De Luca, imposta l'ex Napoli, Jelovcic, palla a cercare Fortino, a trovare Gattarelli, ancora Rieti però centralmente con De Luca, De Luca fa passare, poi Fortino sblocca il match, 1-0, 16° gol in campionato per Robocop. Il Rieti è avanti al Pala di Fiore. Azione perfetta del Real che si porta in vantaggio grazie al suo bomber Rodolfo Fortino, che adesso prende anche il 5 da Tondi. Lido costretto a inseguire dopo aver sprecato almeno un paio di occasioni con Daniele Gattarelli. È un Lido comunque in partita, anche se adesso a condurre è il Rieti al quarto del primo tempo. La pressione di Titon che fa il suo esordio in questo match, fa il suo esordio con la maglia del Rieti. Seguiamo però Rocia che si gira con il bacino, Tondi in 2 tempi dopo un primo intervento tutt'altro che perfetto. Prova a pressare il Lido, se la cava però egregiamente il Rieti, che adesso con calma va da Rafael. Pallone a destra, anticipo di Motta che può involarsi, Motta, Tondi, calcio d'angolo. Che occasione per Gabriel Motta che ha avuto la palla del pareggio sul suo mancino. Buona l'uscita di Tondi che ha chiuso lo specchio, ha preservato il vantaggio. Si resta sull'1-0 per la squadra ospite, che però in questo caso ha vacillato sulla ripartenza del Lido. Bravo Tondi, calcio d'angolo però per i padroni di casa, ha cercato Gattarelli, il bacino! Bella la coordinazione del numero 4, non era facile inquadrare lo specchio. Nessun problema per Tondi che va a servire Titon, l'ex Genoa che ha abbandonato la sua ex squadra con una doppietta nel 4-3 sul campo del Latina.
ha salutato con 2 gol fondamentali la sua ex squadra prima di approdare al Rieti. Titon perde il pallone, Rocia mette a sedere un avversario, poi Esposito, il grande ex dell'incontro, Matteo Esposito, partita speciale per lui che nel Rieti è cresciuto, con il Rieti ha debuttato in Serie A, poi quest'estate il passaggio al Lido di Ostia. Non è una partita come le altre ovviamente per il numero 3 che adesso prova ad attaccare la profondità, l'uscita di Tondi che ha preso anche un colpo, gioco fermo dopo 4 minuti e 3 secondi del primo tempo con il Rieti avanti 1-0 al Pala di Fiore grazie al gol di Robocop Fortino. Esposito, suolata, Gattarelli, Cutrupi per Esposito, esce Tondi e blocca il pallone. Poi con le mani va a rilancio lungo, la testa di Gattarelli in fallo laterale, pallone per Kundari che va a servire Avironi e allora battuta la rimessa per il Real con Franco Jelovcic. Avironi, il numero 10, va da Fortino, l'uomo che sta decidendo il match, Titon, Jelovcic, Avironi prova ad alzare il baricentro e Lido, Avironi trova un pallone interessante per Fortino che lo difende senza problemi, poi Titon imbucata verso Avironi, l'uscita di Ponto che riconquista il pallone per il Lido, poi non sa bene a chi darlo, trova sulla destra Cutrupi che attraversa il campo, rischia qualcosa, Esposito cerca lo spunto, si allunga il pallone, ancora Esposito, mette il motorino, poi Rocia con il tacco, Murato, riparte Rieti, 3 contro 2 possibile, gran pallone per Titon che si accentra, la frenata, il destro di Ponto e poi Fortino in rovesciata sbatte sul palo, doppia occasione per il Real Rieti, davvero pericolosa la squadra di Carlo Kundari. Chiede il corner Fortino, si riprenderà però con una rimessa da fondo campo, il pallone ha sbattuto sul palo e allora Lido che può impostare, Rocia, Esposito, grande azione pochi istanti fa sulla sinistra, ecco l'Esposito, tocco in profondità per Rocia che cerca lo spunto, grande scivolata di Geffe, chiamato a dare il suo contributo quest'oggi, considerando le tante assenze. Dalla prossima settimana probabilmente Geffe si occuperà solamente della parte tecnico-tattica con il mister Carlo Kundari. Motta, Cutrupi sulla destra, supera il centrocampo, vuole puntare il numero 10, malinteso con Renghifo, regalata la sfera, il possesso al Real Rieti. Cutrupi oggi con la fascia al braccio, fresco di rinnovo dopo la doppietta sul campo del CMB, la prima in Serie A per il 10 del Lido. Geffe, Avironi, imposta lui, pallone che per poco non viene recuperato da Motta, poi il lancio di Tondi, la chiama di Ponto, ottima lettura dell'ex Aniene che mette in fallo laterale, possesso Rieti. Pronto Romano, tocca all'indietro, Geffe, Romano riceve, poi va da Titon che va a puntare, chiuso da Motta. Titon che sa come espugnare il Pala di Fiore, ci è riuscito con la maglia del Genova, segnando anche il gol del momentaneo 1-0 dopo appena 60 secondi. Geffe, finta il mancino, tiene il pallone, aspetta il movimento di Titon, malinteso tra i due, rimessa laterale per i padroni di casa, sotto 1-0 al settimo del primo tempo. Decide fin qui il gol di Fortino dopo una grande azione di squadra, adesso rischia il Lido, Renghifo, Cutrupi mette in fallo laterale, grande sportività, Avironi a terra dopo una pallonata molto potente, dolorante il numero 10 del Rieti, la sportività di Cutrupi che ha buttato al vento una ripartenza per soccorrere immediatamente l'avversario. Una pallonata probabilmente nelle parti intime, dolorosissima,
Non so se riuscite a sentire le urla di dolore del 10 arrivato in prestito dal Poso Murcia. Gioco ancora fermo, sono trascorsi esattamente 6 minuti e 23 secondi. Rieti avanti 1-0 grazie a Fortino. Pallone riconsegnato al Lido, l'applauso del Pala di Fiore, il possesso per Cutrupi. Renghifo, Motta ha un po' di campo, va a sinistra da Esposito. Renghifo, Cutrupi in avanti per Esposito. Romano usa il fisico e impedisce all'avversario di arrivare sul pallone. Anticipo di Renghifo, gioco pericoloso. Allora calcio di punizione di seconda per il Real. Terzo in classifica con 26 punti conquistati fin qui e a pari merito con Sandro Abate e Kame. Deve rispondere quest'oggi ai successi ottenuti ieri dalle prime due, ovvero il Pesaro e l'Acqua e Sapone. Rieti, che quest'anno, lo ha detto chiaramente, punta allo scudetto, vuole inserirsi nel testa a testa che ha caratterizzato l'ultima stagione, quello tra Pesaro e Acqua e Sapone. Rieti che comunque anche lo scorso anno è riuscito ad alzare un trofeo, portando a casa la Coppa Divisione sul campo del Pesaro. Coppa Divisione che vedrà il Rieti impegnato nei quarti di finale contro una tra Pronissa e Signor Prestito. Pallone in avanti, la chiusura di Geffe che rischia qualcosa, trova bene Romano, è partito dall'altra parte Rafael, pallone impreciso, chiede scusa il 7 di Cundari, se la cava il Lido che adesso fa tornare in panchina Renghifo. Calcio di punizione per la squadra di Maurizio Grassi, fuori anche Cutrupi, al suo posto Valerio Lutta. Motta, Gattarelli, Rocia. Lido reduce da 2 pareggi consecutivi, entrambi per 4-4. Alla squadra di Ostia non era mai capitato finora di conquistare 2 risultati utili di fila in Serie A. Ha preso fiducia la squadra allenata adesso da Maurizio Grassi, che cerca quest'oggi il terzo risultato utile consecutivo. Tutt'altro che facile contro i Rieti, avanti 1-0 al nono del primo tempo. Prova lo spunto Rafael, il raddoppio di Gattarelli diventa buono per Romano, Di Ponto, poi Fortino, deviazione, calcio d'angolo, ha ballato la difesa del Lido di Ostia. Alla fine Di Ponto è riuscito a mettere una pezza sul primo tentativo avversario, sul secondo c'è stata una deviazione, calcio d'angolo dunque per i Rieti che va a cercare Fortino. Gran controllo, mancino potentissimo, per fortuna di Ponto centrale, l'estremo difensore riesce a deviare la traiettoria concedendo solamente il calcio d'angolo. Pronto Geffe, pallone per Rafael che colpisce malissimo, trova però il tocco di Rocia e allora possesso ancora per il Real. Sempre Rafael con il mancino, Di Ponto strepitoso, il fallo laterale, sta rischiando adesso la squadra di Grassi. Il Rieti vuole il 2-0, insiste sempre Geffe, l'incaricato di queste palle inattive, cercato Fortino, grande anticipo di Motta, si era già coordinato Fortino che da quella posizione con quel mancino può davvero fare male. Insiste la squadra ospite, Geffe in mezzo, Fortino non trova la deviazione vincente, rimessa laterale per il Lido che torna a respirare con il possesso palla, con la qualità di Motta che va da Rocia, l'ex Lazio, sulla sinistra, pallone in verticale, batte le mani Lutta, pallone impossibile da tenere in campo. Allora Rieti che può tornare a spingere, rosa lunghissima per il Rieti che può contare su rotazioni infinite nonostante le assenze elencate più volte all'inizio di questo match. Grande chiusura di Rocia che poi non trova Lutta, allora Tondi, lancio lungo, era tutto solo Rafael, pallone però troppo alto e allora Di Ponto
Rocia con l'esterno, Motta fa passare un pallone complicato che però diventa comodo per Tondi, che ha già servito De Luca. Sulla destra Jelovcic, la chiusura di Rocia in fallo laterale, battuto immediatamente Rafael, protesta la panchina del Lido perché il pallone era leggermente avanzato. Jelovcic di Ponto in calcio d'angolo, ha protestato il Lido che ha rischiato, salvato ancora da Di Ponto, calcio d'angolo, Jelovcic, Rocia recupera il pallone, rischia qualcosa, Lutta la butta via. Lido un po' in affanno in questa fase del match. Siamo quasi a metà del primo tempo, è avanti 1-0 il Rieti grazie a Fortino. De Luca sbatte su Lutta, rimessa laterale per il Real, protesta l'ex Napoli per la distanza di Valerio Lutta. De Luca alza il pallone, si lamenta Fortino che voleva il fallo laterale, ha già battuto il Lido che prova con Lutta. Rocia di prima, Gattarelli prova a cambiare passo, perde il pallone, un brutto pallone, allora Rafael la porta e allora è tornato il Lido che però deve difendere, pallone per Rafael che con il mancino colpisce malissimo, palla alta sopra la traversa. Di Ponto con le mani va da Rocia. Motta. Metà esatta del primo tempo, 10 minuti all'intervallo qui al Paladifiore in questa 14ª giornata del campionato di Serie A, se preferite la penultima del girone di andata. Lutta recupera il pallone, ripartenza Lido, va il numero 22, Lutta la frenata in mezzo a due, perde la sfera, allora a ripartire questa volta è Rieti con Jelovcic, Rafael, tutto solo Fortino, chiude Di Ponto in calcio d'angolo, si lamenta Jelovcic che voleva un tocco in mezzo all'area di rigore. Fortino ha pensato solamente al tiro e ha trovato l'opposizione di Edoardo Di Ponto che ha messo in calcio d'angolo salvando il Lido dal 2-0. Fortino, questa volta è Gattarelli a mettere in fallo laterale, si era coordinato come sempre in maniera egregia Rodolfo Fortino a caccia del 17° centro, a caccia della doppietta personale. Eccolo Fortino, prova con la puntata, potente ma imprecisa, e allora Di Ponto con le mani verso Cutrupi, gran controllo volante, giocata super di Cutrupi, poi il tacco, ha un po' esagerato il numero 10 che prova a recuperare su De Luca, poi Rafael all'indietro, Fortino, Jelovcic va a sfidare Lutta, pronto il raddoppio di Esposito, allora si torna da Fortino. De Luca, Jelovcic, contromovimento di Rafael che viene servito, può puntare Cutrupi, Rafael, la scivolata di Cutrupi che recupera, poi Esposito per Lutta che gira sulla sinistra, Gattarelli chiede calma a Maurizio Grassi che vuole vedere i suoi ragazzi ragionare con il pallone tra i piedi. Gattarelli, Esposito, possesso Lido, Cutrupi sulla sinistra, Esposito, grande ex del match, Gattarelli, Cutrupi può puntare, gran giocata, termina a terra, calcio di punizione. Anzi no, il cartellino giallo è per Cutrupi, punita una presunta simulazione. Rumoreggia il pubblico del Paladifiore, il fallo sembrava esserci, punita invece una simulazione di Cutrupi, calcio di punizione per il Rieti. Calcio di punizione dunque per il Real, pallone per Jelovcic,
Grande anticipo di Gattarelli che poi vuole lo spazio per il tiro. Gattarelli se ne va, mette in mezzo. Esposito con un attimo di ritardo non trova l'impatto sul secondo palo. Grande ripartenza di Gattarelli che da ultimo spesso può scatenare tutta la sua velocità. Adesso in posizione di laterale a fare l'ultimo Lutta che deve contrastare Titon, che vuole girarsi. Titon chiuso da Cutrupi, pallone poi comodo per Tondi che ha già servito Jeff. Titon all'indietro, Avironi si è ripreso il numero 10 dopo la pallonata sulle parti basse. Adesso Jelovcic, Esposito in fallo laterale. 7,59 all'intervallo, 0-1 il punteggio qui al Pala di Fiore. Decide il gol di Fortino. Adesso in panchina la conclusione di Titon che chiede una deviazione, non la ottiene, sarà rimessa dal fondo. Di Ponto va a recuperare il pallone e adesso lo giocherà con le mani verso Esposito. Si fa vedere centralmente Cutrupi, ignorato. Allora Renghifo rischia qualcosa sulla pressione di Avironi, poi la testa di Jeffe, la chiusura di Cutrupi, riparte Renghifo, perde il pallone, un po' di confusione Jelovcic. Titon di prima, Avironi, grande giocata, almeno concettualmente, poi pallone controllato male e allora il Lido adesso riparte. Rocia fermato, poi Renghifo mette giù Titon. Le proteste del Lido per un fallo precedente, infuriata la panchina di casa, poi netto il fallo su Titon. Due falli per il Lido, uno per il Rieti, avanti 1-0 qui a Ostia in questa penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A. Renghifo, anticipo secco su Titon. Esposito a impostare, Rocia sulla destra, cerca il numero, esagera e allora rimessa laterale. Rimessa per il Lido, aveva provato a fare il furbo Renghifo che adesso va a marcare Avironi. Cerca l'anticipo Renghifo, Avironi tiene il pallone, poi si gira. Torna Renghifo che recupera il pallone, servito Rocia, è partito Cutrupi, adesso Esposito, magia di Esposito, Esposito, Jeff chiude, poi Cutrupi, Romano salva, ancora Cutrupi, confusione, prova a mettere ordine Titon, punito un presunto fallo di mano di Renghifo che si prende anche il giallo, non è d'accordo l'ex Mirafin, secondo giallo per il Lido. Qualche dubbio su questo fischio, punito un presunto fallo di mano. Ovviamente una volta che arriva il fischio deve esserci anche il giallo. I dubbi però sul tocco con il braccio restano. Attacca però il Rieti con Romano, si allunga il pallone, lo tiene in campo, poi viene bruciato da Esposito. Disimpegno elegante del numero 3 del Lido che adesso attacca. Sulla sinistra Rocia, Motta, di nuovo in piedi Gattarelli che tra poco tornerà sul rettangolo di gioco. Cutrupi, Motta, la vuole Esposito, la riceve adesso, si fa vedere Rocia di prima intenzione, Motta mette giù la sfera, ricomincia da dietro, fallo di Avironi, ha rischiato il giallo il numero 10 delle Rieti. Serve lo spazzolone, secondo fallo del Rieti, ne ha commessi 3 il Lido, 6 minuti 2 secondi all'intervallo, il Rieti è avanti 1-0 grazie al gol in apertura di match realizzato da Fortino. Per l'esattezza il gol è arrivato dopo 2 primi e 57 secondi. Adesso la punizione per il Lido, la lunga rincorsa di Motta, attenzione al suo mancino, Gabriel Motta va in porta, Tondi, poi Rocia alza il pallone,
facilissimo per Tondi, che ha servito Romano, controllo volante, poi il duello con Gattarelli, a terra tutti e due, non c'è nulla, ci sarà la rimessa da fondo campo, il 5 tra i due avversari. Poi il lancio verso Rocia, raddoppiato, triplicato, perde il pallone, attenzione Romano, si invola, il mancino respinto da Di Ponto, poi allontana Gattarelli, pallone buono per Jeff che supera il centrocampo, attacca Rieti, Titon messo in difficoltà, poi l'intervento duro di Gattarelli su Romano, sarà rimessa laterale per i padroni di casa. Gattarelli, Motta. Rischia qualcosa, Avironi recupera il pallone, Romano può calciare, murato da Esposito, poi il destro di Titon che si prende gli applausi dei tifosi arrivati da Rieti per assistere alla partita. (5 minuti e 21 secondi alla fine del primo tempo, un primo tempo molto aperto. Il Rieti ha fatto qualcosa in più sicuramente, ma il Lido ha dimostrato anche quest'oggi di potersela giocare alla pari con tutte, anche con le big di questa Serie A, come si era già visto nel 4-4 con il Pesaro e anche nel 3-4 contro l'Acqua e Sapone, una partita che il Lido stava vincendo per 3-2 fino a 40 secondi dal termine, poi la doppietta di Ghi ha regalato i 3 punti agli abruzzesi. Al Lido solamente gli applausi in quel match trasmesso sulla Rai. Gioco fermo, problema fisico per Jeff, piccola pausa per noi. Gioco che è ripreso, a terra Fortino che guarda malissimo il direttore di gara, non c'è nulla per l'arbitro che adesso va a segnalare il time out chiesto da Maurizio Grassi quando mancano 4 minuti e 57 secondi con i Rieti avanti 1-0 sul campo del Lido. Time out terminato, possesso Lido, Lutta, si fa vedere Motta, pallone buttato nel vuoto da Lutta, Lido un po' superficiale nell'esecuzione di questo fallo laterale, possesso regalato al Rieti che prova da dietro con Jelovcic,
De Luca, contromovimento di Rafael, servito, pressato da Rocha, ancora Rafael, si alza il Lido a pressare, tiene il pallone il numero 11 del Rieti che trova De Luca, poi il tocco di Motta in fallo laterale. Pronto Rafael, la chiede De Luca, riceve il 77 che torna da Rafael. Jelovcic porta il pallone, lo strappo del numero 19 che poi colpisce malissimo, se la prende con se stesso, errore non da lui. E allora Lido con Rocha che rischia nella sua area, De Luca prova a strappare il pallone a Motta, ancora un rimpallo, poi il pallone messo in mezzo da Rafael che non trova nessun compagno, alza la mano Rocha che chiede scusa ai compagni, ha rischiato tantissimo il Lido in questo disimpegno, adesso Rocha gioca di prima, ringrazia Gattarelli che però non arriva sul pallone, fase non bellissima del match. Mancano 4 minuti all'intervallo, conduce il Rieti qui al Pala di Fiore grazie a Fortino, gol arrivato al terzo di questo primo tempo. De Luca, Rafael, Jelovcic, la pressione di Lutta, la suolata di Jelovcic verso De Luca, Rafael nella sua area, Fortino di prima, la testa di Lutta, poi il controllo di Gattarelli che trova Motta, pallone messo giù, Motta con il mancino, trova la deviazione di De Luca, ma ancora Motta, sempre contro De Luca, palla in mezzo sul secondo palo, prova in estirata Valerio Lutta che però non trova l'impatto con il pallone. Rimpianti per il Lido che qui ha avuto la palla del pareggio grazie alla giocata sulla destra di Gabriel Motta, la scivolata sul secondo palo di Lutta che è arrivato con un istante di ritardo non trovando la palla dell'1-1. Gioco di nuovo fermo, serve lo spazzolone per asciugare il gommato del Pala di Fiore. De Luca, Jelovcic, Tondi pressato, controlla male, alla fine allontana il più lontano possibile. Di Ponto con le mani, lancio lungo a cercare Rocha, pallone complicatissimo che Rocha non riesce ad addomesticare. Possesso Rieti con De Luca, Rafael, Jelovcic la chiama, la ottiene, ancora il numero 19 verso Rafael. Fortino, Jelovcic controlla male, fermato da Rocha che rischia qualcosa, allontana Gattarelli che però concede il fallo laterale. Ogni tanto Rocha esagera, rischiando qualcosa anche davanti alla sua area di rigore. Questa volta il Lido se l'è cavata concedendo un fallo laterale a Rieti che poi ha chiamato il time out. 60 secondi di pausa, indicazioni da parte dei due tecnici. Terminato anche il secondo time out di questa prima frazione, andremo dritti fino all'intervallo, due primi 58 secondi alla fine del primo tempo. Rieti avanti grazie al gol di Fortino qui al Pala di Fiore. Rieti pronto a battere questa rimessa laterale, il movimento di Rafael che viene servito, trova De Luca, si comincia da Tondi, Jelovcic pressato da Lutta, si alza il Lido, Rafael contro Rocha, vince il rimpallo, se ne va Rafael, pallone in mezzo, Lutta a chiudere in fallo laterale.
anticipando l'arrivo sul secondo palo di Jelovčić, che già pregustava la conclusione a rete. Va a recuperare il pallone Rafael, sarà lui a incaricarsi di questo fallo laterale. Pallone in mezzo, Fortino che forse ha sbattuto addirittura su De Luca. Riparte il Lido con Motta, l'esterno a cercare Gattarelli, grande lettura difensiva di Jelovčić, poi Rafael, De Luca, la scivolata a vuoto di Lutta, poi Di Ponto salva, squadre lunghe, non ne approfitta il Lido che preferisce ragionare. Lutta sulla sinistra, un po' isolato, si avvicina a Rocha, poi Lutta ottiene il massimo prendendosi il fallo laterale sull'ultimo tocco di Rodolfo Fortino. Pronti Esposito e Cutrupi a bordo campo, prima però la rimessa laterale con Rocha che va a servire Motta. Rocha cerca la giocata, gran numero, poi esagera come spesso gli succede, rimessa regalata al Rieti. 129 secondi all'intervallo, possesso per la formazione ospite che gestisce da dietro con Jelovčić, pallone complicato per De Luca. Jelovčić risolve Rafael, il Lido attacca, si distende bene Rieti, poi la chiusura di Rocha che mette in fallo laterale. 1,56 all'intervallo, pronto De Luca a battere questo fallo laterale, il giocatore della nazionale italiana. Rafael, Jelovčić, Rafael di prima, Fortino, spalla alla porta, tocco all'indietro, Jelovčić, Rafael contro Cutrupi, De Luca, Rafael, Fortino di prima, gran pallone, poi Jelovčić viene fermato da Cutrupi in fallo laterale, ha rischiato il Lido che però ha ottenuto un buon fallo laterale a 93 secondi dall'intervallo, può gestire il pallone con Esposito, Cutrupi centralmente, pallone in avanti regalato a Fortino che lo gira sulla sinistra, Rafael ancora per Fortino che colpisce con lo stinco vanificando una grandissima triangolazione con De Luca. Rocha rischia ancora, Esposito rimedia, poi Gattarelli rischia anche lui danzando davanti alla porta di Di Ponto. Imbufalito Maurizio Grassi che adesso va a dare indicazioni a Christopher Cutrupi. Quanto ha rischiato il Lido di Ostia. Adesso il lancio di Di Ponto troppo lungo, allarga le braccia sconsolato Christopher Cutrupi che, lo ricordiamo, in settimana ha prolungato il suo accordo con il Lido di un anno, resterà al Palle di Fiore fino al 2021. Eccolo Cutrupi che lotta, la tocca due volte, alla fine la sfera termina fuori in fallo laterale, il possesso delle Rieti. Siamo entrati nell'ultimo minuto, 59 secondi per l'esattezza alla fine del primo tempo. Jelovčić all'indietro, Tondi pensa al lancio lungo, un po' indeciso, trova Jelovčić che alza un pallone un po' a caso, la lascia uscire Di Ponto che preferisce giocarla con le mani. Lancio lungo, Rocha, controllo sublime dell'ex Lazio che viene spinto, calcio di punizione a favore del Lido di Ostia. Terzo fallo anche per il Rieti, conta poco a questo punto visto che mancano appena 39 secondi. Il Lido però può gestire una buona palla inattiva, posizione centrale. Le indicazioni di Grassi che dice a Gattarelli di andare in barriera a disturbare la visuale di Tondi che sta sistemando con cura la barriera. Alla fine sarà Motta con il suo mancino a cercare la porta. Gabriel Motta, è uno schema, Gattarelli ha sprecato l'occasione il Lido che adesso si complica la vita. Cutrupi alla fine ottiene il fallo laterale. 28 secondi all'intervallo, Cutrupi sulla destra, ha spazio, la chiama Gattarelli, Cutrupi va da solo, poi arriva Lutta ad alimentare l'azione del Lido, ancora Lutta, cerca la giocata con il tacco, termina a terra, rimessa a Rieti.
tutti a guardare il tabellone. Sta per scadere il tempo a disposizione delle due squadre in questo primo tempo. Prova il Rieti, l'ultimo assalto. De Luca però è costretto a tornare indietro. Avironide prima sul petto di Titon, la chiama di Ponto, pallone che sbatte sul soffitto del Pala di Fiore, rimessa laterale per il Real Rieti. Ultimi 4 secondi, vediamo se forzerà la giocata o se si accontenterà del semplice possesso la squadra di Carlo Cundari, avanti 1-0 nel punteggio. Prova Jelovcic, poi passano i secondi, arriva la sirena, termina in questo istante dunque il primo tempo del Pala di Fiore. Il Rieti è avanti 1-0 sul campo del Lido, decide il gol di Robocop Fortino dopo 2 primi e 57 secondi.
Squadre di nuovo in campo, tra poco il secondo tempo di Lido di Ostia Real Rieti. Si ripartirà dallo 0-1 dei primi 20 minuti. Partita fin qui decisa dal gol realizzato da Fortino al terzo del primo tempo. Rocha chiede di cambiare il pallone, troppo sgonfio, e allora operazione effettuata grazie al consenso del cronometrista. Primo possesso di questa ripresa che sarà a favore del Lido di Ostia. Sul punto di battuta ci sono già Rocha e Motta, entrambi arrivati nel corso dell'estate qui al Pala di Fiore, uno dal Maritime, l'altro dalla Lazio. Tutto pronto per questo secondo tempo. Si riparte, Motta all'indietro, Gattarelli, Esposito sulla destra, Motta, la pressione del Rieti che recupera il pallone, attenzione a Fortino, Esposito salva, poi ancora Fortino, un salvataggio che vale come un gol, quello di Esposito. Ha avuto la palla del 2-0 Fortino, che aveva saltato Di Ponto e poi non ha trovato la doppietta personale. Adesso c'è anche un problema per Edoardo Di Ponto, gioco fermo, ha rischiato subito il Lido, sono trascorsi appena 15 secondi, il Rieti ha avuto una palla gigantesca per raddoppiare. Si è salvato il Lido di Ostia, che adesso sta verificando le condizioni del suo estremo difensore. Cure mediche per Di Ponto, nulla di grave per il 25 che torna tra i pali. Gioco che può riprendere con il possesso a favore del Rieti, rimessa laterale De Luca, il movimento di Titon che va a calciare. Protestano tutti, il Rieti voleva l'angolo, il Lido voleva il calcio di punizione per un blocco. Alla fine si ripartirà con una rimessa da fondo campo. Di Ponto, Motta, centralmente Esposito, rischia anche lui. Rieti molto aggressivo in questo inizio di secondo tempo. Lido un po' alle corde, concede il fallo laterale, ancora De Luca a incaricarsi della battuta, questa volta sull'out sinistro dell'attacco del Rieti, pallone in mezzo, Fortino alto sopra la traversa, sempre lui il numero 20, pericolosissimo e fin qui decisivo. Esposito controlla male, pallone perso, Fortino centralmente, si salva il Lido che però sta un po' ballando dietro. Fortino, ancora Rieti, vuole pazienza a Kundari, Jelovcic vuole il mancino, lo finta, ancora il numero 19 fermato dall'intervento di Esposito. Le indicazioni anche di Jeff dalla panchina verso i suoi compagni. Possesso ancora per il Real con De Luca all'indietro, la conclusione, resta immobile Di Ponto, ancora a chiedere l'angolo il Rieti, protesta tutta la panchina. Rocha di prima per Esposito, poi Rocha tiene la sfera, prova a ragionare il Lido, in grande difficoltà in questi primi minuti della ripresa. Adesso Gattarelli, Motta fa girare la squadra di Grassi, Rocha centralmente controlla male Gattarelli, di nuovo buona per Rocha che è andato da Motta, prova l'1 contro 1, Motta, pallone ancora in campo, poi Tondi allontana, pallone in fallo laterale, Gattarelli lascia l'esecuzione a Esposito. Gattarelli pressato da Fortino, Motta centralmente, lo scambio con Esposito, poi malinteso con Gattarelli. Sta faticando il Lido nella gestione del pallone, il Rieti vuole allungare le distanze, un gol non può far dormire sonni tranquilli ai ragazzi di Kundari che attaccano con Fortino, pallone centrale, la chiusura di Motta, grande scambio con Rocha, riparte il Lido, Motta fermato, poi Esposito, alla fine la sfera termina in fallo laterale, il controllo con la suola di Carlo Kundari e la rimessa battuta da Gattarelli. Motta, Esposito in avanti, Rocha per Esposito centralmente, Esposito
si va a scontrare con Gattarelli, poi il pallone viene tenuto in campo da Rocia, tanta confusione, ripartenza Rieti, la chiusura di Motta. Fase sicuramente poco spettacolare del match, 2 primi e 1 secondo sul cronometro del Pala di Fiore, attacca il Rieti che vuole il gol del 2-0, pallone centrale, Titon Di Ponto, salva il Lido e poi la butta nel vuoto, non sapeva a chi darla e allora ha preferito non rischiare e non far passare i 4 secondi. Possesso che torna tra i piedi del Rieti, Jelovcic, De Luca di prima, trova Fortino, spara alla porta, la tiene senza problemi Titon, ultimo uomo, salta Motta, ancora Titon, si è allargato, cerca la conclusione, deviazione di Esposito, calcio d'angolo, Rieti in avanti. In questi primi minuti della ripresa si sta giocando a una porta, quella di Di Ponto, sta rischiando il Lido, attacca il Rieti, calcio d'angolo, pallone in mezzo, Di Ponto allontana, riparte il Lido, possibile 2 contro 1, chiusura provvidenziale di Titon sul tentativo di Rocia di servire sul secondo palo Gattarelli. Primo rischio della ripresa per il Real che adesso deve difendere. Rocia sul secondo palo, chiude Fortino anticipando Esposito, poi riparte De Luca che va da Titon sulla destra, pallone in mezzo, ha recuperato il Lido che gestisce con Raul Rocia, l'ex Lazio, ricomincia da Di Ponto, messo in grande difficoltà, pallone complicato che Di Ponto ha gestito praticamente sulla linea di porta, insiste il Rieti, pronto De Luca, Jelovcic fa girare a sinistra Titon, vuole l'1 contro 1, puntato Kutrupi, Titon ancora le finte, poi il tocco all'indietro, De Luca torna da Titon, sempre contro Kutrupi, l'errore di De Luca che adesso corre verso la panchina, al suo posto Avironi. 9 gol in campionato fin qui per l'ex El Poso Murcia. Kutrupi, Esposito, Gattarelli cerca la giocata, numero fantastico di Gattarelli, poi torna su di lui Fortino e allora Titon, Fortino diagonale a incrociare, palla fuori di poco, la pericolosità di Rodolfo Fortino che ha ripreso il pallone strappandolo a Gattarelli e poi è andato a finalizzare l'azione concludendo di pochi centimetri fuori. Allora si resta sull'1-0, il Lido è ancora in partita, ci prova con Gattarelli, Esposito si chiude il triangolo, controlla male Gattarelli e allora rimessa laterale per il Rieti. Fortino sulla destra, all'indietro Jelovcic, a sinistra c'è Avironi che viene servito, pressato da Kutrupi. Avironi, Jelovcic, Rafael tocca Rocia, pallone comodo tra le braccia di Tondi, Rafael, Jelovcic, Avironi, spalla alla porta, usa il fisico, ancora Avironi per Jelovcic con il bacino, Di Ponto salva, grande intervento del numero 25, sta sprecando tanto il Rieti e allora c'è sempre un gol a dividere queste due squadre e la partita resta più aperta che mai nonostante le infinite occasioni per il Rieti che insiste. Rafael, pallone in mezzo, se lo divora Fortino che trova però ancora un superlativo, Edoardo Di Ponto che adesso prende il 5 di Esposito perché sta tenendo aperto un match che poteva già essere chiuso. Pallone in mezzo, insiste Rieti che ricomincia da Avironi, Fortino si gira, Fortino, Rafael in area di rigore, il raddoppio del Rieti alla fine arriva con Rafael, 2-0 al quinto del secondo tempo. Da posizione molto defilata il numero 11 ha trafitto Di Ponto che questa volta non ha potuto nulla, 0-2 il punteggio. È un Lido che in questo secondo tempo non è mai entrato veramente in partita
rischia ancora con Esposito, poi Di Ponto, Gattarelli, Esposito pressato da Rafael, mette in avanti il pallone regalandolo a De Luca. Attenzione a Rafael, De Luca con il tacco, Fortino! Di Ponto a dire di no con un super intervento dopo una super azione del Rieti. E adesso vuole dilagare la squadra di Cundari, che sta esprimendo grande futsal qui al Pala di Fiore. De Luca in mezzo, deviazione, Di Ponto a evitare pericoli, mette in calcio d'angolo. Rieti devastante in questo avvio di secondo tempo. De Luca in mezzo, Gattarelli, poi Fortino sempre su Gattarelli. E allora rimessa laterale per il Real, pronto a entrare Romano. Cenno di intesa con Fortino, che resta in campo ancora un po', almeno per questa rimessa laterale, che verrà battuta da Rafael. Avvicino a Vironi, che adesso si allontana, scappa via, servito allora a De Luca. Poi la pressione di Lutta, pallone tra le braccia di Tondi, eccolo il cambio che vi avevamo annunciato, dentro Romano, fuori Fortino, si gira Vironi, poi Gattarelli rimedia, riparte Cutrupi, prova a distendersi il ledo, Cutrupi porta palla, Lutta, ancora Cutrupi, Gattarelli ha un po' di spazio, vuole il destro, viene chiuso da tanti avversari e alla fine si prende il fallo laterale, poi lascia il campo a Renghifo, un po' scuro in volto il numero 4 del Lido. Attacca però la formazione di Grassi con Lutta, Esposito, Renghifo sulla destra, l'ex Merafin torna a sinistra da Lutta che cerca lo spunto, Lutta prova la giocata tra due, si prende il fallo laterale, prova a reagire il Lido dopo un momento molto complicato. Esposito non vuole mollare la squadra di Grassi. Cutrupi sulla destra, Renghifo, Esposito sulla sinistra, salta Romano, la chiusura poi precisa di Avironi che gioca di sponda con l'avversario, si prende il fallo laterale, si prende anche i complimenti di Carlo Cundari che adesso va a dare indicazioni a Rafael, servito Tondi con i piedi, pensa al lancio lungo, poi trova Rafael, lungolinea per Avironi che usa il fisico, alla fine viene raddoppiato e fermato in fallo laterale, possesso ancora per il Rieti. De Luca, Rafael, tocco in mezzo, la chiusura di Lutta, poi la giocata di Cutrupi che termina a terra, si prende il calcio di punizione, primo fallo del secondo tempo, lo ha commesso il Rieti, sono trascorsi 6 minuti e 9 secondi sul cronometro del secondo tempo, 2-0 per il Rieti qui sul campo del Lido. Motta, Lutta sulla sinistra, ancora l'ex Mantova, Renghifo, Cutrupi di prima in mezzo per Lutta, Tondi a chiudere lo specchio, finalmente una grande azione del Lido. Lutta è stato però murato da Tondi, prova a prendere fiducia il Lido che alza il baricentro, accarezza il pallone Cutrupi e allora attacca la squadra di casa. Renghifo in posizione di ultimo uomo, Motta, tanto spazio sulla destra, Motta in mezzo, Lutta! Tutto solo, accorcia le distanze, dormita difensiva del Rieti, il Lido riapre la partita. Un regalo da parte del Rieti che ha lasciato tutto solo Motta sulla destra, poi pallone in mezzo, gol facile facile di Valerio Lutta, il secondo in questa Serie A. Riprende fiato il pubblico del Pala di Fiore, c'è ancora una partita perché qui manca una vita, 13 minuti e 14 secondi e a dividere le squadre c'è solo un gol. De Luca, Jelovcic, Rafael, De Luca, Rafael, Jelovcic, Motta ha capito, poi gioca il pallone da terra mettendolo in fallo laterale, andrà Franco Jelovcic, Rafael, pallone di ritorno complicatissimo, allora rimessa Lido, basta un episodio per cambiare una partita. Il Rieti sembrava in totale controllo del match, adesso il Lido attacca invece con Motta che cerca la giocata, viene fermato in fallo laterale, è un altro Lido trasformato dal gol del -1, adesso il Rieti è costretto sulla difensiva.
manca il pallone, lo chiedono al cronometrista che lo va a consegnare. Sarà Gabriel Motta a battere questo fallo laterale. Il Lido ha saputo soffrire e adesso vuole cercare una rimonta complicata ma possibile. Kutrupi trova Lutta che si gira, va a sfidare Jelovcic, poi esce Tondi e rimedia risolvendo una situazione complicata, trovando anche Titon davanti a Di Ponto. Eccolo il +2 di nuovo del Real Rieti con Titon. 3-1 il punteggio all'8° del secondo tempo. Titon punisce nuovamente il Lido di Ostia dopo averlo fatto con la maglia del CDM Futsal Genova. Lo fa anche quest'oggi nel giorno dell'esordio con il Rieti, esordio felicissimo per il numero 29 che riporta i suoi sul +2, tutto da rifare per il Lido. Il tempo c'è, bisogna vedere se ci saranno le energie. Prova Rocia, Motta sulla destra, tocca a Titon, rimessa laterale per i padroni di casa. Rocia supera il centrocampo, cerca un pallone complicato, attenzione a Rafael, il destro di Ponto, poi Renghifo in fallo laterale. Ha protestato il Lido chiedendo un fallo di mano, ha lasciato proseguire il direttore di gara e allora il Rieti nella metà campo offensiva. Jelovcic vorrebbe palla a Titon, viene servito, anzi no, pallone più arretrato per Tondi. Prova il mancino, nessun pericolo per Edoardo Di Ponto. Motta, Renghifo, Motta, Renghifo, la pressione del Rieti, non sa chi darla a Renghifo che trova Rocia alla fine, poi il pallone regalato a Jelovcic che controlla col petto, va in avanti, Di Ponto allontana, poi Lutta prova a ripartire, confusione, Rafael attende Jelovcic, lo cerca, non lo trova, si salva il Lido che adesso fa tornare in campo Esposito, fuori Lutta, pronto anche Gattarelli che tra poco tornerà sul gommato del Pala di Fiore. Motta perde il pallone, conquista però un calcio di punizione, punito un braccio di Titon. Secondo fallo del Rieti in questo secondo tempo, nessuna scorrettezza invece per il Lido che però è sotto di 2 gol quando mancano poco più di 11 minuti al termine di questo match. Motta per Gattarelli che ha tanto spazio, Gattarelli scivola e spreca una grande chance, ha rischiato il Rieti che per adesso si distende con Titon. Fortino ragiona con calma, Jelovic, ancora il numero 19 Titon sfida Rocia, poi va da Avironi, profondità, Motta ha capito, Esposito regala il pallone a Titon, 1 contro 1, saltato Rocia, Titon si è però allargato, trova Fortino, Di Ponto dice di no, poi riparte Motta, chiuso da Jelovcic, va il numero 19, pallone verso Titon che si accentra, calcia Murato, rimessa laterale per il Rieti a 10:28 dal termine del match. Siamo quasi a metà del secondo tempo, la squadra di Cundari è avanti per 3-1 qui al Pala di Fiore. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio, entrambe le squadre hanno bisogno di punti, ovviamente per ragioni diverse. Il Rieti per chiudere il girone di andata tra le prime 4, il Lido per migliorare una situazione di classifica complicata in piena zona retrocessione. La squadra di Grassi che recupera il pallone, prova Rocia, fermato in fallo laterale. Primo anno in Serie A per il Lido di Ostia, fondato nel 2011, in 8 anni ha saputo scalare tutte le categorie del futsal italiano, raggiungendo lo scorso anno la promozione in Serie A grazie
al successo nel girone B di Serie A2 dopo un bellissimo duello contro la Tombesi Ortona. Rocia, Cutrupi, Esposito, cerca Cutrupi, esce Tondi e lo fa in maniera scorretta, prendendosi anche il cartellino giallo. E allora vediamo la posizione, perché l'uscita di Tondi è stata al limite dell'area di rigore. Vediamo se dentro o fuori. Rocia va a sistemare il pallone sul dischetto. Chiede il rigore il Lido, il direttore di gara. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione. Placate le proteste del Lido di Ostia, che chiedeva adesso si chiariscono anche le due panchine. Calcio di punizione per il Lido, che all'inizio aveva chiesto il rigore per l'intervento falloso di Tondi su Cutrupi. Andrà Motta. Il fischio, il direttore di gara, parte Motta con il mancino, sbatte su Tondi, poi lutta, ricomincia da dietro Di Ponto, la chiama Rocia, riceve il pallone il numero 14, lutta Motta, mette in fallo laterale, indicando poi Tondi, che ha preso un colpo anche lui sulle parti basse dopo quello che era successo ad Avironi nel primo tempo. Problemi anche per Tondi, che adesso viene aiutato dal direttore di gara a rialzarsi. Nulla di grave per l'estremo difensore del Rieti. Il Real adesso andrà a restituire il pallone al Lido di Ostia, che lo aveva messo fuori di proposito. Avironi la tocca verso Di Ponto, che ha già servito Esposito. Cutrupi chiuso da Avironi, poi De Luca, Fortino, Avironi con la suola verso Jelovcic, si prende il fallo laterale, però Cutrupi difendendo, proteggendo l'uscita del pallone. Gattarelli, Esposito, Gattarelli, Esposito, un po' alla cieca, recupera il Rieti. Fortino verso Jelovcic, con calma la squadra ospite. Avironi, Jelovcic pressato, non si scompone. Avironi sfrutta un blocco, attraversa il campo, ancora il numero 10 De Luca. Jelovcic pronto al lancio, lo effettua. L'ottima lettura di Di Ponto, che allontana sbattendo sul soffitto del pala di Fiore. Rimessa laterale per il Rieti, pronto un doppio cambio. Fuori De Luca, dentro Rafael, resta in piedi Titon, che entrerà a breve. Avironi, Jelovcic sulla destra, tocca Rocia, pallone in fallo laterale. 8:45 al termine del match, 3-1 Rieti sul campo del Lido di Ostia. Rimessa per la squadra di Cundari. Titon con la suola, Jelovcic, Rafael, Rocia, il pallone si impenna, Cutrupi di testa, ancora per Rocia, scambiano i due, poi l'apertura sulla destra per Esposito, che cerca Rocia, ha chiuso il Rieti, che adesso ricomincia da dietro. Tondi pronto al lancio, cercato Titon, lascia scorrere Di Ponto, che adesso va con le mani verso Esposito. Gattarelli pressato con la suola, trova ancora Esposito, la frenata del grande ex, poi Rocia, Gattarelli, Esposito, Cutrupi sulla sinistra. Rocia lascia Esposito, poi Rocia va a puntare, ancora Rocia,
Gran pallone per Cutrupi che ha un po' di spazio, punta anche lui, doppio passo, Cutrupi, la frenata, Cutrupi sguscia, termina a terra, non c'è nulla, riparte il Rieti, Fortino sulla sinistra, la scivolata di Gattarelli che mette in calcio d'angolo. Timide proteste anche in questo caso da parte del Lido di Ostia dopo la caduta in area di rigore di Cutrupi. Ha lasciato proseguire il direttore di gara con il Rieti che ha conquistato un calcio d'angolo. Adesso la chiusura di Rocia in fallo laterale. Vuole il time out Grassi, ma il possesso è del Rieti, allora si va avanti. Jelovcic di prima intenzione, pallone regalato a Gattarelli che riparte come un treno. Gattarelli, Esposito in mezzo, spreca il Lido di Ostia. Adesso chiede il time out anche Kundari e allora time out per il Rieti che fa felice anche Maurizio Grassi. Indicazioni da parte dei due tecnici quando mancano 7 minuti e 33 secondi al termine del match. Rimessa Rieti, Jelovcic va a lungo, l'uscita di Di Ponto, ancora Real però con Fortino sulla destra, arriva Jelovcic, ignorato Rafael. Adesso Jelovcic, tocco in mezzo, la chiusura di Esposito che mette in calcio d'angolo. Applaude la panchina del Rieti per questa iniziativa. Resta in attacco la squadra di Carlo Kundari, subentrato a stagione in corso, così come ha fatto Maurizio Grassi. Attenzione a Fortino, questa volta la conclusione termina lontanissima dallo specchio di porta. Con il suo piede Fortino può fare sicuramente di più e lo ha dimostrato anche in questo match. Titon prova a tenere in campo il pallone, Esposito però controlla la traiettoria e si accontenta del fallo laterale. 7-0-5 al termine del match, avanti di 2 gol il Real Rieti. Esposito chiuso da Jelovcic che poi trova Fortino sulla sinistra. Il capitano torna da Jelovcic, poi Titon regala la sfera a Gattarelli che prova a ripartire da solo, se ne va Gattarelli, Gattarelli trova l'opposizione di Tondi e allora Jelovcic, Rafael chiuso da Gattarelli che riparte, un altro strappo del numero 4, devastante fisicamente, ancora Gattarelli in mezzo a 2, si prende il fallo laterale. Quanto è cresciuto Daniele Gattarelli in questi ultimi mesi. Fuori Cutrupi, dentro Motta, gioco però fermo perché prima bisogna asciugare il gommato del pala di Fiore. Rimessa Lido, Motta per Rocia, il destro, Tondi in fallo laterale, ha calciato da lontanissimo Rocia, attento Tondi, Motta in mezzo, ancora Tondi con il piede, poi Esposito
per poco non stava diventando un assist verso Rocia, che ha trovato la deviazione ma ha colpito in maniera troppo debole per impensierire Tondi. Rimessa Real che prova a riportarsi in avanti, pronto Rafael. De Luca la chiama, malinteso tra i due, rimessa Lido, vuole batterla in fretta Rocia che però poi cambia idea. Portiere di movimento per il Lido, dentro Lutta, fuori di Ponto. Si gioca la carta del 5 contro 4 Maurizio Grassi per provare a riprendere questa partita. Esposito, Motta sulla destra, Esposito, Lutta, Rocia in avanti, Gattarelli in mezzo, Tondi a mettere in fallo laterale. Lutta, Esposito, Lutta, scambiano i due, poi si cambia lato, si va a destra, c'è Motta, si torna da Esposito, Lutta, maglietta rossa per il numero 22, la pressione dei Rieti che recupera il pallone, poi bravo Rocia a riprenderselo. Esposito ha rischiato il Lido, ottimo il ripiegamento difensivo di Rocia. Adesso Motta sulla destra, cambio di lato, Lutta verso Motta, ha un po' di spazio, la chiusura di Jelovcic, poi il Lido prova a recuperare, Fortino calcia, Lutta da portiere stoppa il pallone e poi riparte, si riporta nella metà campo offensiva, ancora con il portiere di movimento il Lido che ha 2 gol da recuperare contro i Rieti, avanti 3-1 al Pala di Fiore. Esposito, Lutta pressato da Fortino, Rocia cambia lato, non trova Motta, rimessa laterale per i Rieti, è tornato in porta Di Ponto, cercato però Fortino, Di Ponto blocca la sfera, serve Motta che cambia lato, torna sul gommato Lutta, portiere di movimento allora per Maurizio Grassi a meno di 5 minuti dal termine del match. Rocia calcia, poi Lutta, pallone a fondo campo, vuole battere in fretta Tondi che cerca Rafael di testa con la porta vuota, cala il poker il Real Rieti che si porta sul 4-1, doppietta di Rafael. È svettato di testa il numero 11 realizzando il suo secondo gol quest'oggi, il 12° in campionato. Prova a correre ai ripari Maurizio Grassi che chiama il time out. Squadre di nuovo in campo, ha bisogno di un miracolo il Lido di Ostia che deve recuperare 3 gol al Rieti per evitare la sconfitta qui al Pala di Fiore, costretto a giocare con il portiere di movimento Maurizio Grassi. Motta, Esposito, Motta sulla destra, si torna da Esposito, si muove Lutta, ignorato Rocia per Motta, si era mosso benissimo il Lido di Ostia, ha calciato male Motta, pallone complicato che ha rimbalzato anche davanti all'ex Maritime che non ha impattato bene la sfera, sprecando la palla del -2. Tondi con le mani pronto al rilancio, Jelovcic, lancio lungo per Rafael, preoccupato dall'uscita di Di Ponto che adesso va in panchina, al suo posto Lutta. Rocia, Motta, ha capito Jelovcic che però perde la sfera, poi rimedia Fortino,
che mette in fallo laterale. 4 primi, 7 secondi al termine del match, 1-4 il punteggio, Lido sotto di 3 gol, prova a rimontare con il portiere di movimento la squadra di Grassi che attacca, Esposito, si difende Rieti, Esposito, Rocia, Esposito, la pressione di Rafael, Esposito rischia tantissimo, torna indietro, alla fine con la suola mette in fallo laterale, torna in campo Di Ponto, senza fretta Fortino che lascia la battuta della rimessa a De Luca, tocca all'indietro Jelovcic, in avanti verso Fortino, spalla alla porta, ricomincia da dietro, la chiama De Luca, riceve il pallone Jelovcic, De Luca pressato da Rocia, trova Fortino sulla destra, poi il cambio di lato, Rafael, passano i secondi, 3 minuti e 30 al termine del match, possesso Rieti, perde il pallone De Luca che però è stato steso in maniera irregolare da Esposito che adesso va a chiedere scusa, calcio di punizione per il Real, primo fallo del Lido ma conta poco, ciò che conta è il punteggio, 4-1 per il Rieti a 3:20 dal termine di questa 14ª giornata, la penultima del girone di andata. Lancio lungo impreciso, non può controllare Fortino e allora nuove speranze per il Lido con il portiere di movimento. Al momento questa sarebbe la sconfitta più larga del Lido di Ostia in stagione. La squadra adesso allenata da Grassi infatti ha perso al massimo con 2 gol di scarto fin qui, adesso è sotto di 3. Rocia pressato, rimessa da fondo campo per il Lido che fa tornare sul rettangolo di gioco Di Ponto. Esposito, Motta, Rocia, Motta cerca la giocata, si allunga il pallone, Motta la frenata, il raddoppio, ancora Motta, chiuso in fallo laterale da Fortino. Torna Lutta adesso, 2:57 al termine del match, 3 gol a dividere le due squadre, cartellino giallo per Rocia. Gioco fermo. Serve il fischio il direttore di gara dopo il cartellino giallo per Raul Rocia. Fischio che arriva adesso. Prova il Lido con il 5 contro 4, ma ha bisogno di un miracolo per evitare la sconfitta contro un grande Real Rieti. Rocia dà indicazioni ai compagni. Cambiano posizione Esposito e Motta, pressato Esposito che però trova bene Rocia, porta palla all'ex Lazio, Esposito sulla destra, Rocia verso Esposito, pallone complicato ma tenuto in campo, passano i secondi, Rocia, Esposito, non affonda il Lido, Rocia, Gattarelli, Lutta in mezzo, chiude Rafael, pallone in fallo laterale. 132 secondi al termine del match. Rocia, Esposito, Lutta sulla sinistra, Rocia, Lutta, Esposito, il giro palla del Lido un po' troppo lento e prevedibile fin qui. Esposito, Rocia, Lutta, pallone che esce di nuovo, Rocia lo allarga sulla destra, Esposito troppo lento anche questo possesso del Lido e i secondi passano in maniera inesorabile. 1 minuto e mezzo al termine del match. Gattarelli, Motta, alla fine Tondi che potrebbe calciare con la porta vuota, preferisce cercare Rafael, la chiusura di Gattarelli diventa un passaggio per Esposito che guarda sulla sinistra a Lutta, alla fine viene chiuso in fallo laterale. 1:17 al termine del match, il Rieti pregusta la vittoria.
Il Lido però vuole provare quantomeno a rendere meno amaro il passivo. Lutta, pallone complicato che Rocia non tiene in campo, e allora possesso Rieti. Jelovcic finta la conclusione, poi preferisce gestire la sfera. Cercato Fortino che la difende, la scarica all'indietro con l'esterno. De Luca chiama il possesso dalla panchina Geffe. Jelovcic vince il rimpallo, se ne va, li salta tutti, mette in mezzo per Rafael, pallone troppo lungo, rimessa da fondo campo, meno di un minuto al termine. Tra poco il Rieti festeggerà la vittoria. Il Lido però vuole accorciare le distanze per evitare quella che sarebbe la sconfitta più larga in questo campionato, con 3 gol di scarto. Lido che aveva perso con 2 gol di scarto contro Genova e Pescara. Per il resto tutte sconfitte di misura, oppure pareggi o vittorie. Gattarelli, Motta in avanti per Gattarelli che si impegna, non può gestire però la sfera, rimessa da fondo campo per Tondi. 24 secondi al termine di una partita che ormai ha praticamente detto tutto. Il Rieti sta per festeggiare 3 punti, adesso prova con Titon a caccia della doppietta personale. Di Ponto gli nega questa gioia, poi riparte Cutrupi fermato da De Luca. Occhiataccia al direttore di gara che ha lasciato proseguire. E allora ultimi secondi del match, 10 per l'esattezza. Titon, Avironi fa passare i secondi, si attende solamente la sirena. La partita ha già detto tutto. Eccola la sirena, finisce qui al Pala di Fiore. Il Real Rieti espugna Ostia battendo il Lido con il punteggio di 4-1.